questo presidio più che altro è per dare a chi viene da fuori, che magari è la prima volta che passa da queste parti, per dare delle informazioni. Proprio lì dovevano aprire il buco che adesso hanno fatto su in Clarea, lì, proprio contro quella montagna. Sì. E quindi noi avevamo bloccato col nostro campeggio, lì sono venuti il 6 dicembre alle 2 di notte a togliere il presidio e l'8 dicembre c'era tutta la gente con la neve, tutta la gente che scendeva oltre l'autostrada. Abbiamo ripreso quello che era la zona del nostro campeggio che ci avevano occupato. Lì c'erano le reti, tutto buttato all'aria, quindi è stata una grande giornata. Io ci sono andato ugualmente, anche se avevo il naso rotto, mi avevano dato sui passeggeri una manganellata in faccia. Qui si è riusciti a far capire alla gente che il problema non è più solo TAV sì, TAV no o altro, è un problema di questo modello di sviluppo che serve soltanto a rendere la gente più povera e i soliti ricchi più ricchi. Questo è, e la gente qui l'ha capito benissimo.